santuario di Montalegro può essere raggiunto tramite strada panoramica o funivia. La funivia risale al 1984 e si sviluppa per 2349 metri per un dislivello di 600 metri, con una portata di 144 persone ora ed un tempo di percorrenza di 7 minuti. La funivia funziona tutto l'anno e rispetta un orario ottimizzato a seconda delle stagioni. La funivia effettua partenze ogni 30 minuti. In caso di maggiore affluenza si garantisce una corsa ogni 10 minuti. Il santuario mariano sorge in una splendida posizione panoramica, proprio al centro del parco, proteso come un balcone sull'incanto del Golfo Tigullio. Per poter apprezzare le bellezze naturali dall'alto, una comodissima funivia collega in soli 7 minuti Rapallo al luogo di culto, offrendo un'escursione indimenticabile e la possibilità di dominare dall'alto le incantevoli bellezze di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino. Una volta raggiunto il santuario si aprono antiche strade mulattiere che collegano il santuario con Oscio, Cicagna, Chiavari, con l'entroterra ligure ed anche strade per appassionati di trekking e mountain bike. Lungo la strada mulattiera che dal santuario sale sul Monte Rosa si possono incontrare le 14 stazioni della Via Crucis. Il santuario sorge a 612 metri sul livello del mare. La sua origine è dovuta a una apparizione di Maria Santissima. Il contadino Giovanni Chicchizzola, della vicina parrocchia di Canevale, stava ritornando da Rapallo al suo paese e al termine della sua lunga salita riprendeva fiato. Era il mezzogiorno del 2 luglio 1557, quando improvvisamente, in un bagliore di luce, una signora gli apparve e con voce soave gli disse: «Non temere, Giovanni, io sono Maria, la Madre di Dio. Annuncia ai Rapallesi la mia apparizione e di loro che qui voglio essere onorata». Il 6 agosto 1558 Monsignor Egidio Falceta emanava 2 decreti nei quali si ordinava la costruzione di una chiesa in onore della Vergine e un ospizio per i pellegrini.
Col decreto di Monsignor Falceta si diede il via ai lavori e dato l'entusiasmo il santuario poteva essere aperto già nel luglio del 1559. Il tempio è a una navata, la sua facciata marmorea di stile gotico lombardo fu inaugurata nel 1896, a differenza del portale in bronzo che fu aggiunto secondariamente nel 1957, in occasione del quarto centenario dell'apparizione. Francesco Boero fu incaricato di affrescare la volta con 4 medaglioni che illustrano la storia di Montalegro, mentre Niccolò Barabino si occupò del catino dell'abside interpretando l'apparizione di Maria al contadino. Nel 1935, dal Monte Rosa, alle spalle del santuario, Guglielmo Marconi conduceva i primi esperimenti di trasmissioni con onde cortissime.